Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Anche oggi volevo parlare di opinioni che riguardano la narrativa contemporanea e la poesia contemporanea. In particolare io credo in un principio democratico, in una democrazia che abbiamo conquistato con dure lotte storiche e che adesso ci fa liberi di avere delle opinioni differenti. Ovviamente in Italia le testate giornalistiche sono diverse, i giornalisti hanno una competizione intellettuale e c'è un forte antagonismo competitivo volto al miglioramento nel momento in cui la storia insegna. Ora, per questo principio democratico, io credo di poter esprimere delle opinioni chiare. Io ho già detto che vengo dalla poesia, ma che nella mia vita scriverò saggi, racconti e romanzi. Sto scrivendo da diversi anni questo romanzo che ho già anticipato dal titolo Origami e volevo confessarvi che il mio principio, il principio più bello che secondo me può essere dell'uomo contemporaneo è appunto la tempestività e l'elasticità. Con tempestività ed elasticità che cosa voglio dire? Voglio dire che oggi una delle caratteristiche migliori è appunto quella più legata all'intelligenza in senso darwiniano, è appunto quella di poter essere elastici, nel poter considerare che le cose mutano e cambiano. Allora, generalmente io volevo dire che personalmente, per chi mi conosce biograficamente, io sono un toro con un ascendente in Vergine, la luna in Vergine. C'è un critico che una volta mi ha fatto il tema natale e mi ha sconvolta. Allora, io sono carnale, concreta e sono passionale. Con questo non voglio dire che il mio uomo deve essere mio e solo mio, anche se mi piacerebbe. Può anche essere un uomo che ha diverse reti. Logicamente io lavoro con uomini, penso dal momento in cui mi sveglio alla mattina fino alla sera e di certo non arrivo a dei piani che appartengono all'intimità di una coppia. Quindi curare il libro, curare un autore, curare le opinioni di un uomo adulto o della mia stessa generazione non vuol dire spingerlo, non vuol dire dargli una spinta o aiutarlo, perché credo che la spinta, nel senso di una spinta verso il successo, derivi da un fenomeno storico. Quindi a seconda della tua visione della storia si determina il successo di un autore. Io ho una visione storiografica, comunque legata a due principi fondamentali. Uno, la letteratura. Per me la letteratura è una condizione storica, deterministica, è una scienza di fatto. Quindi nel mio caso io credo di essere un prodotto storiografico. Le mie produzioni sono prodotti letterari, inseriti in una storiografia precisa. E credo in questo primo processo, che è un processo di tutti i grandi, e io voglio essere in questo processo, questo è il mio obiettivo. Secondariamente io sono cattolica, quindi ho una concezione finalistica del tempo e della storia, dove è Dio, entità, a muovere la storia. Nel processo evoluzionistico Dio può essere un'entità a modificare i fatti. Io ho fede. Ho queste due componenti, quindi c'è una componente da parte mia, mi sembra un po' Hermanes, però c'è una componente fortemente spirituale, orientata al cattolicesimo, e c'è una componente scientifica che non è detto che non compaci con le mie idee di fede. Con questo voglio dire che il successo di un autore oggi non è spinto da una meccanica divina, non è assolutamente così. Un uomo, io persona, non posso spingere col mio spirito una persona ad avere successo. No, ci sono dei fenomeni che riguardano il sé, il superio, l'es, che vanno contestualizzati e studiati. Citiamo tutti Lacan. Lacan è un esempio e successivamente nei prossimi video parlerò, facendo riferimenti concreti ai critici contemporanei, di questioni molto più importanti, ma volevo prima dare questo paradigma. Ora c'è questa luce mistica che mi avvolge. Allora, il paradigma è questo: non esiste successo sotto la spinta spirituale di un uomo fisico.
Non si è mai visto e non esiste che un uomo fisico possa spingere qualcuno ad avere successo. Né io stessa posso spingere qualcuno ad avere successo. No, esistono delle influenze, come ci sono state nella storia. Se andate su Wikipedia, perché ringrazio i ragazzi di Wikipedia che mi hanno aggiunto, se andate su Wikipedia potete vedere la storia come è andata, come si è svolta. Il processo di un autore, ecco l'aereo, il processo di un autore è un processo inserito in una storiografia quando si tratta di letteratura e letterarietà. Non è un processo del tutto inventato di sana pianta. Con questo ovviamente sto facendo un ragionamento anacronistico, perché comunque vediamo i casi di successo mondiale che non hanno a che fare con una letterarietà, addirittura sono casi di nomi totalmente inventati, cioè che non hanno un nome, ma quelli sono fenomeni sociali di cui parlerò meglio. Al di là dei libri che escono dai cantanti, perché i cantanti possono pubblicare libri, ma non è detto che siano dei letterati, non è detto che siano dei critici letterari e non è detto che i libri dei cantanti siano libri che fanno parte di una storiografia. Possono essere dei libri che hanno un successo perché i cantanti hanno una grossa popolarità, parlano alle masse, ma non è detto che coinvolgano una coscienza collettiva al miglioramento sociale, cosa che fa la letteratura. Lo scrittore oggi generalmente esce dalle scuole di scrittura. Prendete questi ragazzi che fanno, che ne so, il classico, altri tipi di licei e hanno la voglia di scrivere, vogliono sfondare, vogliono avere successo. Vanno alle scuole di scrittura private o frequentano all'università i corsi di scrittura creativa. Le scuole hanno contatti con le agenzie letterarie, da quello che ho compreso secondo i miei contatti, e voglio chiarire una volta per tutte, e se sbaglio siete liberi di problematizzare, anzi sono contenta se qualcuno ha il coraggio di scrivermi e non solo di dire che nei video sembro sudata perché ho gli attacchi di panico. Qui a settembre stanno facendo 30 gradi, quindi sono sudata perché fa caldo. Non c'è nessun panico nel raccontare quello che è evidente. Questi ragazzi che escono dalle scuole di scrittura entrano probabilmente o no con gli agenti letterari. Ora, le agenzie letterarie, io ho fatto un post su Instagram dove appunto vi elencavo tutte le agenzie letterarie, io non ho agenti, tutte le agenzie letterarie che muovono uno scrittore. I contratti sono diversi, gli possono pagare a percentuali, non lo so. In ogni caso, l'obiettivo dell'agente letterario è far vendere libri allo scrittore. Far vendere libri allo scrittore, ipotizziamo che un libro vale €1, significa portarlo alle masse, portarlo nella televisione, portarlo in quello che oggi è il modo per vendere, un modo nuovo che sta adesso impiantandosi da circa 60-70 anni, quindi è una modalità nuova che ha l'umanità per esprimersi. Prima non funzionava così la pubblicazione di un giornale, la pubblicazione di un romanzo, si andava per giornali, per riviste, per salotti, era totalmente diverso il processo del successo di uno scrittore. Le agenzie hanno quindi l'obiettivo di far vendere a qualsiasi costo. Ora io non conosco propriamente ogni agente letterario, ma più o meno funziona così e te lo chiariscono subito. Allora, il processo di uno scrittore è inutile che pensiamo che uno sia spinto e un altro no, che uno sia raccomandato e un altro no. Il processo di uno scrittore è sempre lo stesso. Esce il libro, se il libro è buono passa la rassegna stampa. È la stessa per tutti. Corriere della Sera, lettura, l'Indice dei libri, l'Espresso, la Repubblica. Poi ovviamente di Repubblica per esempio c'ha 5-6 scrittrici di punta e pensa sempre a quelle perché sono di un'altra generazione. E così funziona per tutte. Ora c'è la scrittrice che scrive per Corriere, la scrittrice che scrive per Repubblica, la scrittrice che scrive per... ognuna di loro si è trovata uno spazio, perché è il processo naturale. Poi ci sono... Allora, questo per quanto riguarda le testate giornalistiche, quindi non è che una scrittrice vale meno di un'altra, fanno tutte lo stesso percorso. Quando esce il libro, se il libro è buono,
tutte fanno lo stesso percorso. Non è che una viene spinta da un pinco pallino e un'altra viene spinta da un altro pinco pallino. È un processo storiografico. Ora, la qualità del libro si valuta sul piano umano, sull'umanità, sui concetti, sul valore storiografico, sul valore storico. Non è un libro inventato, perché così ne escono a miliardi di libri e oggi il vendere non è indicativo di una qualità. Ora, i premi letterari. Allora, lo scrittore che non viene da agenzie molto spesso si fa la cavetta per le riviste letterarie che io ho pubblicato su Instagram. Le riviste letterarie sono, ad esempio, io molte non le ho contattate, ma non gli ho mandato ancora i racconti perché li ho tutti iscritti nella raccolta, ma non ho il tempo materiale di mandare i racconti se io devo fare l'opinionista tramite YouTube. Allora, ragazzi, le riviste letterarie sono queste. Cadillac Magazine, che adesso non c'è più, però per dirne una, Tuffi, alcune non le ho nemmeno contattate, Reader for Blind, Tina è una rivista che all'inizio mi solleticava. Vado a vedere questa rivista Tina, siete liberi di commentare. Vado a vedere questa rivista Tina che si chiama, perché mi chiamo Sambatina, quindi porta anche il mio diminutivo. Vedo dappertutto madonne, cose strane. Allora, siccome io ho già tanti problemi da risolvere con la letteratura, voglio divertirmi. Non è possibile che io vado a scrivere e vedo le madonne e altro con la scritta Tina. Vorrei qualcosa di meglio per la mia idea. Cioè, probabilmente Tina è una delle riviste migliori che esistono nel panorama, però io di meglio per me, cioè di graficamente più carino, cioè questo tema dissacrante non mi piace tantissimo e siete liberi di venirmi incontro e di farmi del male e di dirmi che non sono buona, però io sono franca, ecco che briciola che parla. Allora, potete dirmi qualsiasi cosa, siamo in democrazia. Allora, poi ce ne sono tantissimi, che ne so, Malgrado le mosche, a cui vorrei mandare un racconto, Cattedrale, Inutile, Irrequieto, ma ce ne sono tantissime a cui io adesso non ho avuto il tempo di mandare i racconti. Gli altri animali a cui ho mandato forse un racconto, sì. Allora, questo è per quanto riguarda le riviste letterarie. Allora, per quanto riguarda invece i concorsi, allora, i concorsi, ipotizziamo uno scrittore. Uno scrittore manda il libro deve andare in traduzione. Prima di andare in traduzione deve vendere. Per vendere passa per le influencer. Ora, le book influencer sono un potere infinito. Consideriamo che un libro vale €1 e consideriamo che una book influencer il libro ce l'ha gratis. Quanti libri può far vendere alla scrittore? Molti. Quindi di fatto le book influencer sono un potere che fanno girare soldi. Loro lo possono fare anche gratis, ma fanno girare soldi all'editore, quindi soldi all'editoria. Ovviamente quanto più book influencer hai, 30, 40, ce n'hai tutte tu, più vendi. Questo è un processo che porta al vendere il libro. Non è detto che il libro sia un libro buono, un libro da Nobel. Questo in generale per tutti gli scrittori vale, per tutte, siamo tutte nella stessa barca, la situazione è questa veramente per tutti. Allora, i premi letterari, dopo questo processo di book influencer, di concorsi, di agenti letterari, ci sono i premi. Ora, il premio Neri Pozza dà tipo molti soldi, molti. Io non sono interessata a questo perché è una cosa che non ho mai avvertito come mia. Allora, io sono conosciuta per fare anche lavori umili, io ho fatto anche lavori umili nella mia vita, però per quanto riguarda la letteratura io ho un concetto che la letteratura deve stare in uno spazio sacrale, perché la letteratura ha a che fare con gli animi, quindi io voglio lavorare facendo del male a me stessa probabilmente, ma non voglio farlo agli altri. Nel momento in cui io scrivo, per me è come un rituale. In passato facevano dei bagni, facevano diverse cose prima di fare un rituale. Per me la letteratura è un rituale. È come se traducessi, io ho fatto il classico, è come se traducessi il greco e il latino,
ti metti là e traduci un'altra lingua. Io traduco quello che la storiografia che mi hanno dato i grandi per dare l'esempio di un processo. Io non sono sola, sono inserita in un processo storiografico. Questa è la spinta della letteratura. I premi letterari sono Megamark, Pop, San Salvo, Miripozza, Strega, Campiello, Calvino, Fante, Bagutta, Nabokov, Carver, Massarosa, Commisso, RTL 1025, Dea Planeta, Mondello, Viareggio, altri di cui non so manco l'esistenza perché non ho mai partecipato, Flaiano, eccetera, eccetera. Non mi vogliate male chi non nomino. Questi sono i premi letterari. Non lo so come funziona, perché io non ho mai pubblicato per la narrativa e onestamente, vi ripeto, io pubblico per appartenere a una storiografia, perché è così che sono franca. Franca non di nome, franca come atteggiamento. Allora, il fatto è questo. Io non so come funziona con questi premi letterari. Io credo che l'editore che abbia un libro manda il libro ai vari premi. Non penso che lo faccia lo stesso autore. Logicamente per me sarebbe più opportuno che chi vincesse magari un premio non ne vincesse un altro nello stesso anno, perché semplicemente girano i soldi dietro l'editoria. L'obiettivo di un libro fondamentalmente in Italia è lo Strega, quindi tu vai là, lo Strega ti portano da quello che ho compreso, ti portano altre persone allo Strega. Onestamente io ho seguito lo Strega quest'anno perché mi piaceva Veronesi, ma non ho approfondito l'argomento più di tanto. E se pubblico un libro, ripeto, credo che il libro trovi una spinta storiografica, trovi una spinta data dalla letteratura, dagli ideali, da un processo serio, storico-politico. Non credo che esistano onestamente altre spinte. Sarò anacronistica, sarò un idealista, ma così ho fondato la mia vita e ho formato la mia vita. Sarò una stupida probabilmente, ma così è. Poi, per quanto riguarda, vi ho spiegato la questione. Oltre ai concorsi ci sono altri concorsi che danno soldi. Penso anche molti. Cioè io credo anche più di 5.000-6.000 euro alcuni concorsi, però non ne sono convinta. Ma di certo non pensate che lo scrittore sia povero. Io prima ero convinta che lo scrittore era povero. No, lo scrittore che sfonda, che è un agente letterario forte, cioè proprio gli squali, ha successo, vende tantissimo, vende e traduce. Io credo che però questo processo avvenga anche di pari passo alla qualità. Ci sono questi processi che possono avvenire parallelamente alla qualità, alla bravura, alla vita della letteratura. Al di là delle antipatie personali, siamo a 18 minuti, io non ho fratelli né sorelle letterari, non mi sento inserita in un processo letterario contemporaneo in cui io sento qualcuno a me fratello e a me sorella, per dire quella per me è una sorella, quella per me è un fratello. No, ho degli amici con cui ho delle influenze letterarie, ma mi sognerei di dire che sono sorelle o fratelli nella fede, o nella fede o nel lavoro, perché questi concetti riguardano la religiosità, che è diversa dalla professionalità. La religiosità è un conto, la professionalità è un altro. Qui per me si tratta di scrittura e di professionalità. Con questo ho chiuso, sono arrivata quasi a 20 minuti, vi scuso la disanima, ma sentivo di approcciare a questo tipo di discorso prima di poterne fare altri. Grazie, ciao a tutti.